appena adesso questo signore, quello che diceva prima il professore. È stata operata in entrambi i casi una parola identità, una parola che ritengo fondamentale nella crescita culturale delle singole persone, proprio perché l'identità ti crea quello che sei realmente. Ora, prima si faceva l'accenno a Bossi, lungi da me star lontano a chi diceva Vesuvio bruciali tutti piuttosto che. Io sono intimamente un indipendentista, anche se in questo momento stiamo correndo e cercando di portare avanti la logica dell'autonomia. Se noi ci basiamo su quello che è la visione totale di questa penisola, sono molte le forze locali che parlano di autonomia, che parlano di federalismo, che parlano di secessione o indipendenza, ma non sono soltanto al nord, sono distribuite equamente in tutta la penisola. Ora, quando torno alla mia indipendenza, al mio valore dell'indipendenza, non è una questione meramente economica. Sì, certo, sicuramente l'aspetto economico ha un suo appeal, ma ciò che veramente porta coloro i quali vogliono l'indipendenza a portare avanti questo progetto è anche per una crescita maggiore di quella che è l'identità culturale e territoriale. Con questo non vuol dire essere contro qualcuno, ma essere pro il proprio essere. Questo vale sia per il Veneto, ma sia anche per i siciliani. Ora, i movimenti autonomisti, federalisti e indipendentisti in Sicilia sono molto nutriti, così come lo sono in Sardegna, così come bisogna ricordare che le richieste di autonomia a livello nazionale non sono soltanto di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, sono solo 2 o 3 le regioni che non hanno fatto richieste di autonomia. Quindi in realtà la volontà di cambiare la gestione di questa nazione è a 360 gradi. Ora, il potere centralistico voluto dai partiti consolidati, che sono il PD, che sono anche Forza Italia, ma che è diventata anche la Lega, è proprio l'antitesi di quello che noi vogliamo. Cioè il centralismo inteso come sistema di gestione della politica è fallito. Allora è fallito, nel senso, è iniziato nell'Ottocento, quando si sono creati i primi stati grandi, cioè la Germania intesa come la Germania, la Francia come la e l'Italia, che è arrivata per ultima ad essere una nazione centralista, è in realtà nata da entità territoriali una diversa dall'altra, perché non si può dire che la base culturale del siciliano sia identica alla base culturale del sardo, del piemontese o del pugliese. Noi storicamente siamo una nazione costruita a tavolino, è un dato di fatto oggettivo, è soltanto i libri di storia, quelli finti, che ci dicono una cosa diversa. Quindi analizziamo anche questo.